Buongiorno a tutti e grazie per essere qui oggi in questa giornata importante. Ringrazio l'assessore Corazzari, ringrazio i colleghi presenti, la collega Luisetto, poi so che arriverà anche il collega Zecchinato e non so chi altri sono comunque impegnati in commissione. Allora è un bellissimo momento questo, perché quando si parla di cultura i momenti sono sempre belli. Quando si parla poi di rete, ancora più bello, e quando si parla di Tiepolo direi che abbiamo fatto bingo, nel senso che io ho conosciuto Alberto Sbrogiò insieme al sindaco di Milano, che saluto con la vice sindaca e altri collaboratori dell'amministrazione, e li ringrazio per avermi coinvolto in questa avventura che parla di territorio, che parla di cultura, che parla di Tiepolo. Quindi ho capito subito che come Regione, come Presidente della Commissione Cultura, avrei dovuto informare l'assessore Corazzari di questa bellissima realtà. L'assessore Corazzari fortunatamente è sempre sensibile a questo tipo di iniziative, è stato al mio fianco, è stato al nostro fianco, ed ecco che oggi siamo qui per la firma del protocollo tra la Regione Veneto e l'associazione che si occupa delle terre dei Tiepolo, perché Tiepolo sì ce n'è uno, ma ce n'erano anche altri ed erano i suoi figli appunto. Sono contenta e saluto anche per la presenza del sindaco del Vicentino e dell'assessore, e quindi direi che possiamo, mi sono dimenticata di salutare anche tutti gli altri. Allora, insieme al presidente del Circolo Acli di Milano, che è il promotore di questo comitato di gestione della rete, Alberto Sbrogiò, la dottoressa Gabriella Niero, la dottoressa Anna Matteazzi, il dottor Krajevic, il sindaco di Milano Tiziano Baggio, la vice sindaco Maria Giovanna, la dottoressa Nadia Pasquale, la dottoressa Lidia Zocche, il dottor Guzzonato, la dottoressa Gransinic, il dottor Federico Angelo Pirone, il dottor Mario Anzil, la dottoressa Zambon e il professor Dombrowski, che è in collegamento da Würzburg. Allora, io direi che possiamo procedere, dopo che l'assessore Corazzari avrà detto quello che ci deve dire, alla firma del protocollo. Prego, assessore. Grazie Presidente. Ecco. Naturalmente è un'iniziativa che vede la partecipazione anche della Giunta regionale per diversi motivi. Va sottolineata diciamo, l'attività e l'azione propulsiva della Presidenza della Commissione Cultura rispetto a questo progetto, e quindi è anche un buon esempio di collaborazione tra il Consiglio, la Commissione e la Giunta, e direi che questo è un modo di operare che ci può rendere più piena, che può rendere più piena l'azione amministrativa e l'azione politica della Regione anche in ambito culturale, perché occorre riuscire a valorizzare e promuovere le tante realtà di una terra come quella del Veneto, che è particolarmente ricca. Quindi si è creata una sinergia tra il territorio e le istituzioni che ha portato a questo protocollo d'intesa, a questo accordo di programma. E c'è da dire poi che l'iniziativa, per quanto riguarda il metodo, rientra pienamente tra quelli che sono gli obiettivi e le previsioni della nostra legge 17 sulla cultura, che vuole promuovere tutte le attività di rete e la piena collaborazione tra realtà e istituzioni culturali
realtà associative, forze vive venivano chiamate una volta del territorio, con le istituzioni su dei progetti condivisi. E questo perché? Perché una delle problematiche che sconta la Regione del Veneto, che non è una problematica ma è una grande opportunità che si declina in complessità, è la ricchezza, la varietà del patrimonio culturale, del patrimonio monumentale, del patrimonio artistico, delle attività e delle azioni culturali sul territorio. Cioè il nostro è un territorio ricchissimo e estremamente dinamico, e quello che è difficile è fare emergere tutta questa ricchezza, questa complessità, e riuscire ad avere delle scelte strategiche su ciò che può essere maggiormente significativo e importante. E vengo al terzo punto, ecco, che è il merito del progetto, ovvero valorizzo una delle figure maggiori, era più rappresentative della nostra regione, e quindi non poteva che trovare anche la piena condivisione da parte nostra. Questa è una base di partenza, ovviamente, mettiamo in fila i vari soggetti, le varie realtà che lavoreranno insieme, da cui costruiremo poi, a caduta declineremo delle iniziative, dei progetti che si realizzeranno sul territorio insieme. Quindi questo è un po' il principio di fondo. Quindi mi congratulo con tutti, vi porto naturalmente il saluto del Presidente Luca Zaia, e ora sono pronto insieme a voi a sottoscrivere questo protocollo. Allora, mi hai detto 2 sigle e una firma. Vieni. Già. Vado io. Questa la faccio un po' meglio, Sì, ci riporti il notaio, ci riporti il coso, che facciamo finta di fare un'altra firma. Allora così. Ok. Ok, allora 1, 2, 3, facciamo la firma. Guarda qua. Bene, grazie. Vi lascio, ragazzi, perché vado in commissione. Grazie di tutto. Grazie Assessore. Prima di lasciare il campo all'amico Alberto, giusto per puntualizzare in che cosa consiste questo protocollo. Questo protocollo è teso alla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico dei territori che conservano le opere di Giambattista, Giandomenico e Lorenzo Tiepolo, fra i principali esponenti della pittura veneziana ed europea del Settecento, a favorire la conoscenza delle opere dei Tiepolo nei territori ove esse sono custodite attraverso progetti educativi mirati e collaborazioni con le scuole, a promuovere l'organizzazione di eventi e iniziative di divulgazione secondo i criteri della massima accessibilità e dell'ampia partecipazione dei luoghi che costituiscono la rete, sviluppare itinerari culturali tematici alla scoperta dei luoghi dei Tiepolo, alternativi rispetto ai percorsi turistici esistenti. L'assessore prima accennava alla nostra legge 17 del 2019, che è la legge sulla cultura, che ovviamente favorisce questo tipo di attività. Vero è che, e mi preme sottolinearlo sempre in modo particolare, che noi siamo qui, veniamo un po' oggi da diverse zone della nostra regione e siamo qui perché, come è successo anche sabato nel Duomo
a Milano per lo svelamento di un'opera del Tiepolo restaurata, per il cui interessamento ringrazio Guido Seno e Giulia. Oggi coi nomi, scusatemi, ma non ci azzecco, e l'amministrazione comunale di Milano sempre attenta. Però quello che succede non è una frase fatta quando si dice che la cultura unisce. La cultura unisce davvero e dobbiamo andare avanti, dobbiamo percorrerlo questo percorso, forti di questa convinzione, perché io credo che così otterremo dei risultati che non saranno ascrivibili solo al tema cultura, ma di cui beneficerà tutta la nostra società. Grazie, prego. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Alberto Sbrogiò, sono il presidente del Circolo Acre di Milano. Abbiamo organizzato questa presentazione dividendola in due, cercando di compattare i tempi, e quindi ho chiesto ai componenti del comitato di gestione della rete veramente di fare uno sforzo di estrema sintesi, e abbiamo pensato appunto di dividerlo in due. Una prima velocissima introduzione per raccontare velocemente chi sono i Tiepolo, dando la connotazione di Tiepolo a Venezia, in Veneto e in Europa. Quindi ci sarà veramente uno spot da parte di Gabriele Aniero, Anna Matteazzi e del professor Dame Domborowski, collegato da Würzburg, come tema introduttivo. Poi la seconda parte, che dovrebbe durare 15 minuti, quindi chiedo anche a qualcuno eventualmente, se è sforo, di alzare la mano e farmi capire. Spiegherò appunto come ci siamo strutturati come rete e spiegherò un po' il progetto. Quindi adesso inviterei Gabriella, grazie. Se vuoi venire Anna di qua. Signori, buongiorno. Intanto parlare dei Tiepolo significa parlare di giganti, dei geni del Settecento veneziano, geni che con la loro arte hanno attraversato il periodo rococò in Europa. Quello che magari non è molto evidente nell'arte dei Tiepolo è stata la portata innovativa della loro arte, grandiosa, ottimistica, meravigliosa. Per cui, soprattutto nell'ambito veneziano di cui io mi occupo, conoscere il Tiepolo significa entrare in un'epoca storicamente difficilissima, perché il Settecento veneziano è il periodo più drammatico per gli eventi, ma anche per quella sottile decadenza che sta attraversando il popolo veneziano. La Serenissima non è più tale da decenni, per cui il Tiepolo ci dà quella ventata di speranza verso il futuro che ormai da decenni era preclusa, soprattutto nel XVII secolo, nel baratro di una pittura cupa, drammatica, secca e materica. Il Tiepolo, tutta la famiglia, in particolare il papà, ma poi anche Gian Domenico e Lorenzo, forse meno conosciuto, ma grandissimi sia dal punto di vista formativo ma anche espressivo, sono riusciti a dare voce a un'epoca che ci parla anche di momenti di diletto, ci parlano di villeggiatura, ci parlano di serate a teatro, ci parlano di gioco, ma soprattutto raccontano una serenità di cui i veneziani hanno bisogno in quel momento. Qual è stata la grandezza, secondo me, dei Tiepolo? Di trasformare il tutto attingendo dalle grandi tradizioni del passato. Vi ricordo che il vero maestro del Tiepolo è stato Paolo Veronese. L'autocelebrazione a Palazzo Ducale è l'inizio di questa immagine patinata che la Serenissima voleva dare di sé. Venezia ha sempre seguito l'idea dell'autocelebrazione. L'immagine e il decoro erano alla base della storia e della politica veneziana. Ovviamente dopo i tracolli finanziari seicenteschi, eventi qualunque tipo la guerra di Candia, che ha veramente reso in ginocchio la città, ecco, il Tiepolo, nato alla fine del Seicento, si colloca come un faro. I drammi cupi vengono superati da una magnifica
espressione non solo di Venezia, ma anche di quella che è l'immagine positiva che bisognava dare. L'esperienza dei Tiepolo a Venezia è stata sostanzialmente trasversale, perché hanno toccato in maniera molto intensa l'arte sacra. Alle mie spalle vedete lo splendido soffitto della Scuola Grande dei Carmini, quindi l'immagine devozionale, e poi gradatamente si sono affidati a quella che era l'immagine simbolica dell'arte più profana, più legata alle glorie delle famiglie veneziane. In ambedue le scelte tematiche, questo sottile filo che regge soprattutto due obiettivi importanti dei Tiepolo, cioè la luce, che è l'elemento conduttore di tutta la loro arte, e soprattutto la trasparenza dei colori, segna l'indicazione di una idea innovativa dell'arte, che avviene attraverso soprattutto l'espressione in ampie superfici. Vi ricordo che i Tiepolo in generale, perché Giandomenico stretto collaboratore, ma hanno riportato in auge l'affresco, che a Venezia praticamente si era perso da tempo, dipinti di superficie molto ampi, quando nel Seicento ormai le grandi teleri erano stati dimenticati, e poi questa luce che viene irradiata dai Tiepolo nella loro esperienza artistica, che è l'obiettivo di dare in questi paesaggi di cristallo, in questi paesaggi di vetro, un'immagine gloriosa di genti, di famiglie e di popoli. I veneziani avevano bisogno di questo. Ecco perché poi l'immagine si irradia oltre il confine di Venezia, nel dominio e anche poi in Europa. C'era bisogno di rassicurare. I colori chiari, trasparenti, eterei erano proprio il segno dell'ottimismo. E quei cieli di cristallo, dove le famiglie nobili poi si adagiavano, guardando dall'alto in basso in scorci arditi il popolo, erano un momento di grande, come dire, trasfigurazione, ma anche di transizione verso quello che io chiamo l'oblio dell'Olimpo. Tiepolo muore nel 1770. Dopo poco più di 20 anni, la Serenissima chiude i battenti. Quindi per me i Tiepolo sono proprio l'espressione di questo desiderio di portare avanti la grande tradizione di una città meravigliosa, che poi si irradia, ma al tempo stesso sono il canto del cigno. Un oblio che precipita con gli eventi storici, drammatici, che attraversano l'Europa e che chiuderanno questa magnifica esperienza di rappresentazione del sacro e del profano. Grazie. Passo la parola ad Anna, 3 minuti 3. Grazie Gabriella. Buongiorno a tutti, sono Anna Matteazzi e sono responsabile della valorizzazione turistico-culturale di Villa Zileri a Vicenza, e sono qui oggi per parlare dell'influenza dei Tiepolo nella regione Veneto, in coincidenza con l'adesione della regione alla rete dei luoghi dei Tiepolo, di cui faccio parte per il comitato di gestione. Questa iniziativa mette in evidenza la preziosa eredità culturale che questa famiglia di artisti ha lasciato nel panorama artistico veneto. Giambattista Tiepolo, insieme ai figli Giandomenico e Lorenzo, è infatti stato protagonista chiave del Rococò veneto, un periodo caratterizzato dalla ricchezza decorativa, dall'uso innovativo e sapiente della luce e del colore e dalla raffinatezza delle composizioni artistiche. Le opere dei Tiepolo, a partire da quelle del capostipite Giambattista, trovano una varietà di temi che spaziano dalla mitologia alle scene allegoriche, dalle rappresentazioni sacre ai ritratti aristocratici, con affreschi disseminati in luoghi emblematici del nostro territorio. Troviamo la firma tiepolesca in tantissime chiese di Venezia, che ospitano le sue più belle e significative opere religiose. Ma l'artista, prima da solo, una volta raggiunta una certa maturità artistica, anche insieme ai figli e agli aiuti di bottega, ci regala affreschi anche in terraferma, grazie alle numerose commissioni in splendide ville venete, dove dà vita con il suo pennello ad episodi mitologici e classici, fino a raggiungere gli storici palazzi signorili che ne preservano ancora intatti i capolavori. Un esempio unico è dato dal Salone da Ballo di Villa Pisania Stra, dove gli affreschi illusionistici di Giambattista Tiepolo creano un'esperienza spaziale senza precedenti, celebrando prospettiva e colore. O ancora Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, dove gli affreschi di ispirazione neoclassica trasformano gli ambienti in autentici capolavori in cui le scene sono proposte come opere teatrali.
Tuttavia, sarebbe riduttivo limitare il contributo dei Tiepolo alla mera cultura visiva in Veneto. Gli artisti, infatti, non si limitano solo alla creazione di opere d'arte straordinarie, ma arrivano a riflettere la loro influenza anche nella diffusione dell'arte nella società. Questo grazie all'apertura verso commissioni anche da parte della borghesia, contribuendo in tal senso a stimolare una sempre maggiore partecipazione artistica che ha consolidato il ruolo del Veneto, della nostra regione, come crocevia culturale nel Settecento. Inoltre c'è da dire che il connubio tra le opere dei Tiepolo e l'architettura nelle dimore venete, spesso circondati da giardini e da parchi storici, dà origine a un'esperienza unica dove l'arte si fonde armoniosamente con la natura, contribuendo non solo alla bellezza artistica ma anche alla creazione di un patrimonio culturale ricco di significato e significativo di civiltà. Opere quindi che continuano ad ispirare, educare e arricchire il tessuto artistico e culturale, che necessitano per questo motivo di essere valorizzate al fine di veicolare e tramandare un grande patrimonio storico che arricchisce e contribuisce al disegno unico della nostra regione. Brava Anna. Adesso lasciamo parola a Damian Dombrowski in collegamento da Würzburg. Eccolo. Grazie. Jetzt kannst du. Ich bin noch nicht zu sehen. Eccomi. Buongiorno a tutti e a tutte. Mi vedete davanti a due tele splendide di Giambattista Tiepolo fatte qui a Würzburg, che dietro alla bandiera della regione Veneto. Tutto sommato mi sembra un ambiente idoneo ed opportuno per allargare lo sguardo oltre Venezia, oltre il Veneto, oltre l'Italia, e di parlare per sommi capi della dimensione europea, del significato europeo del nostro. E tutto ciò in solo 4 minuti, quindi vorrei limitarmi a 3 osservazioni. In primo luogo, Tiepolo è un artista veneziano che lavora all'estero europeo, nella Lombardia asburgica, ma soprattutto in Germania e in Spagna. Si rifiuta però quando viene chiamato a Stoccolma. Secondo, Tiepolo Tiepolo è al suo tempo l'artista più famoso e più ricercato in tutta l'Europa. Viene collezionato dai grandi principi importanti come il re di Sassonia e di Polonia a Dresda, ma anche da connoisseur privati come Pierre-Jean Mariette o il console inglese a Venezia Joseph Smith. Il risultato è una grande diffusione delle sue opere in Europa. Terza osservazione, Tiepolo è un artista al passo con i suoi tempi, ma anche con il tempo nostro. Mi spiego. Tiepolo soggiorna in Franconia dal 1750 al 1753. Nella magnifica residenza dipinge al di sopra del grande scalone l'immagine artistica più grande che fu creata mai, un affresco senza divisioni di 677 metri quadrati, e così diventa l'artista della sconfinazione. Oltrepassa i limiti, supera lo sguardo eurocentrico, si impegna per l'apertura verso il mondo. Mi spiego ancora. Il tempo iconografico, molto tradizionale per un palazzo principesco, per non dire antiquato, prevedeva Apollo e i 4 continenti. Tiepolo dipinge questi soggetti, però allo stesso tempo fa un passo importantissimo che porta dalla consueta autopercezione, dalla consueta autocelebrazione ad una percezione altrui strepitosamente moderna. Caratteristiche innovative, se non rivoluzionarie, sono la poesia del lontano, l'interesse iconografico, la visibile consapevolezza dell'interdipendenza tra l'Europa ed il mondo. Il principio che informa la composizione non è l'affermazione del potere secolare, come in innumerevoli residenze e palazzi principeschi dell'epoca. Anzi, Tiepolo vuole dimostrare varie forme di civiltà e di cultura, e per certi versi fa capire anche
che l'Europa non sarebbe l'Europa senza i contributi degli altri continenti. Senza il commercio ed il governo che associa con l'Africa, senza la scrittura e la religione che per lui nascono in Asia. E questo messaggio non viene espresso solo con mezzi iconografici, ma anche tramite la stessa composizione, una composizione che rinuncia alla razionalità della prospettiva. Il che non vuol dire altro che nell'immenso affresco di Würzburg Tiepolo mette a riposo lo sguardo monofocale e con esso anche lo sguardo eurocentrico a favore di una concezione polifocale del mondo. Pochi anni prima della colonizzazione dell'Australia, quest'opera anticipa con mezzi meramente pittorici la decolonizzazione di tempi molto più recenti. Perché dico tutte queste cose? Perché Tiepolo è l'artista ideale per identificarsi con l'Europa di oggi. Un'Europa che non è più l'ombelico del mondo, ma che ha da offrire tanto al mondo. Nell'affresco di Würzburg, il lato con la personificazione dell'Europa raduna un gran numero di artisti. È un invito a vedere nel vecchio continente non una minaccia, ma piuttosto una fonte creativa, rappresentata da pittori, tra cui l'autoritratto di Giambattista Tiepolo insieme al figlio Giandomenico, come anche da scultori, da architetti, da musicisti. All'Europa della cultura si unisce l'Europa delle curiosità, dell'apertura mentale verso le culture non europee. Gli affreschi, come anche le tele, oppure le acqueforti di Giambattista Tiepolo, anche di Giandomenico, sono popolatissime di personaggi orientali, levantini, a volte strani, ma sempre affascinanti. Si incarna in loro tutta la saggezza dell'Oriente, di quella parte del mondo che a Venezia era così presente sin dal Medioevo. A non dimenticare delle tante figure di pelle scura. Gli africani in Tiepolo non sono mai state sottoposte ad uno studio a sé stante, nonostante il fatto che molto spesso appariscano da paggi, quindi corteggiani, che con grande sprezzatura fanno parte del cosmo figurativo di Giambattista Tiepolo. Un inventario e un linguaggio europeo che ci può sembrare pionieristico, giacché la convivenza di europei ed extraeuropei sia da tempo una realtà irrevocabile. Tiepolo ci insegna che tra le grandi e spesso sottovalutate forze del nostro continente c'è stata sempre quella dell'assimilazione, di farsi arricchire da influssi altrui, da culture altrui, da idee altrui, senza rinnegare la propria identità. Alla fine vorrei sottolineare che mai un pittore abbia reso omaggio al sesso femminile come Giambattista Tiepolo. Nel suo mondo visuale spetta quasi sempre alle donne la posizione di sovranità e di forza, anche questa una caratteristica quasi profetica. La sua interpretazione delle figure femminili è unica nella sua epoca. Ovunque emergono nelle sue composizioni, rivendicano il rango di protagoniste assolute. Le donne tratte dalla storia o dalla letteratura vengono da lui ricostituite in chiave padroneggiante, rafforzate a mo' di female empowerment, affinché chiunque le guardi assuma un atteggiamento o di adorazione o di complicità verso di loro. Non di rado informa le sue donne con significati sorprendenti e persino sovversi, se misurati in base alle aspettative dello sguardo maschile dell'âge galant. Insomma, se io dovessi definire in che cosa consiste il contributo di questi pittori alla causa europea, ossia alla nostra causa comune, direi che lui è un modello per un'Europa moderna, mobile, aperta, curiosa, meno razzista e più femminile. Grazie e buon carnevale.
Ringrazio Gabriella, Anna e Damian per la loro esposizione, sono rimasti anche nei tempi, credo, quindi bravi loro, vediamo se sarò altrettanto bravo anch'io. Io spiegherò un attimino appunto l'organizzazione della rete dei luoghi di Tiepolo e anche per fare un po' di storia per comprendere come è nata questa iniziativa. Vediamo se... Non so se questa è la seconda. Vediamo. Ok. Ecco, iniziamo nel descrivere che cos'è la rete dei luoghi di Tiepolo. Siamo un gruppo di soggetti, privati e pubblici, italiani ed esteri, che si sono aggregati attorno a un'idea che poi si è concretizzata in un protocollo d'intesa sottoscritto appunto da questi soggetti. In questo protocollo vengono stabiliti gli obiettivi e le finalità, è un protocollo molto leggero e quindi facilmente sottoscrivibile, ecco, diciamo così, perché non impegna i soggetti, nel senso che la rete non obbliga, diciamo, gli aderenti a degli impegni, se non il fatto di promuovere appunto dal punto di vista culturale e turistico i luoghi di Tiepolo. Ci siamo dati chiaramente degli obiettivi. Il primo è quello di carattere culturale, quindi favorire la conoscenza delle opere di Tiepolo nei luoghi dove queste opere sono custodite. Facendo anche un lavoro di collaborazione con le scuole, poi vedremo anche un esempio di un'attività che abbiamo già organizzato. L'altro obiettivo, vediamo se... Se potete fare andare avanti adesso un secondo. Ah, di qua. Ecco, scusate. Ecco, il secondo obiettivo è quello di sviluppare degli itinerari culturali tematici, alternativi ai percorsi turistici di massa, attraverso l'uso della bicicletta, ma non solo, chiaramente, sia su scala locale, ma anche transnazionale, quindi appunto abbiamo anche Würzburg nella rete, quindi anche luoghi tedeschi, e chiaramente operando anche in ottica di sostenibilità, quindi con attenzione al tema ambientale. Quindi la bicicletta, ecco, è un qualcosa che secondo noi rappresenta una proposta turistica attenta all'ambiente. Ma non solo, diciamo, sostenibilità ambientale, anche sostenibilità sociale e quindi attenzione, diciamo così, alle specificità dei luoghi che conservano le opere di Tiepolo. Chiaramente ci sono dei vantaggi dal punto di vista turistico, nel senso che la grande distribuzione delle opere di Tiepolo nel territorio veneto, per rimanere nel Veneto, consente anche di diciamo, decongestionare alcuni poli turistici e quindi fare convergere su un turismo anche delocalizzato e quindi sulle diverse luoghi appunto sparsi nel Veneto. Oltre a chiaramente a proporre degli itinerari alternativi. Attualmente siamo 36 aderenti, più uno, la Regione Veneto, anzi più due, perché abbiamo anche un nuovo ingresso, e diciamo, abbiamo strutturato anche nel protocollo, individuando tre diciamo, tipologie di aderenti. Chiaramente ci sono i luoghi che conservano le opere di Tiepolo, poi ci sono le istituzioni, i comuni, le province, gli enti locali, come in questo caso la Regione Veneto, che dovrebbero avere il ruolo di essere da tramite tra i luoghi e i cittadini, il territorio e anche le istituzioni e quindi le istituzioni anche, diciamo così, i soggetti economici, no? Che possono diciamo, dare un loro contributo. E poi ci sono delle associazioni culturali, ci siamo noi come ACLI di Milano, ma ci sono ad esempio c'è la FIAB, recentemente ha aderito anche il progetto della FIAB a AIDA, che è Alta Italia da attraversare, che collega tutto il nord Italia e dovrebbe diventare una sorta di dorsale per diciamo, ipotizzare dei percorsi cicloturistici. Vediamo se riesco ad andare avanti. Ecco, una brevissima storia su come è nata l'iniziativa. È partita da un'idea sviluppata dal Circolo Arche di Milano nel 2020 durante la pandemia,
dove abbiamo realizzato un documentario chiedendo la collaborazione di diversi soggetti appunto, che conservano le opere di Tiepolo. La cosa incredibile è che nonostante appunto il periodo della pandemia abbiamo avuto una risposta che non ci aspettavamo sostanzialmente. E quindi abbiamo coinvolto sia diversi luoghi in Italia, Villa Valmarani Nani, Villa Cordellina, Villa Zileri Motrele, i musei civici di Venezia, Museo Nazionale di Villa Pisani, chiaramente Milano. E poi siamo arrivati fino a Würzburg, dove abbiamo conosciuto Damian e siamo riusciti allora, non siamo ancora riusciti adesso, ma allora sì, a coinvolgere il Palazzo Reale di Madrid. Abbiamo fatto anche una piccola intervista al direttore del Museo del Prado. Credo di aver dimenticato i musei civici di Venezia, Carezzonico, qui c'è anche Alberto che saluto. Quindi insomma, già allora, nel 2020, siamo riusciti a realizzare questo documentario che è in 3 episodi, che è visibile sul canale delle Acri di Milano, che si chiama Cultura Chilometri Zero, e il titolo è In viaggio con Tiepolo. Vi dicevo della collaborazione con le scuole. Dopo la pubblicazione del documentario abbiamo chiesto a degli studenti in ambito della progettualità che sono all'interno delle scuole di sottotitolare in francese ed inglese i 3 episodi, e quindi vedete nell'immagine che si può anche osservare, se vedere il documentario con sottotitolato e quindi visibile anche all'estero. Poi nel marzo 2021 la prima iniziativa concreta, abbiamo organizzato a febbraio, ricordo il 28 febbraio, un primo incontro chiaramente online con chi aveva partecipato al documentario, estendendolo poi ad altri soggetti, per capire come valorizzare questa relazioni che sono nate durante appunto la creazione del documentario, per valorizzare appunto questi contatti. È stata una riunione un po' surreale, molto bella, dove c'è stato molto entusiasmo da parte di tutti, tant'è che una persona che ha partecipato ha proposto di realizzare, in occasione del 5 di marzo, data di nascita di Giambattista Tiepolo, degli auguri, di video auguri da fare arrivare appunto Giambattista Tiepolo, però la riunione è stata fatta, l'incontro online è stato fatto il 28 di febbraio. In tempi record abbiamo raccolto diversi video dalle diverse realtà che hanno aderito, e c'è la lista lì, perché è stata ripresa anche da Luca Zaia, perché è stata una cosa un po' particolare, perché non sempre si vede che tanti soggetti si riuniscono su un progetto, diciamo così, comune. E è stata la prima iniziativa, diciamo così, di una rete che in realtà ancora non esisteva, perché il protocollo è stato fatto successivamente. A settembre 2021 è stata invece la prima assemblea, l'abbiamo fatta a Milano, dove abbiamo appunto proposto il protocollo d'intesa e abbiamo già sperimentato in quell'occasione quello che dovrebbero essere gli obiettivi della rete, perché abbiamo organizzato un piccolo tour nella terra di Tiepolo, quindi a Milano. Abbiamo visitato il Duomo, siamo andati a Zenigo, in chiesa a Zenigo, a vedere le opere di Gian Domenico, e poi abbiamo concluso praticamente un piccolo percorso appunto in bicicletta. E quindi abbiamo provato a sperimentare sulla nostra pelle, diciamo così, la proposta che stiamo avanzando. Abbiamo creato un sito, abbiamo acquisito un dominio, tiepolo.eu, e stiamo con fatica, però cominciamo a mettere i contenuti e quindi pubblicare chiaramente delle schede sui luoghi, e dovremmo cominciare, abbiamo cominciato in modo molto timido, però lo faremo, di definire anche degli itinerari, quindi proporre degli itinerari chiaramente da percorrere in bicicletta generalmente, ma potenzialmente anche in altre forme. Ecco, a marzo, memori di quel primo video messaggio di auguri, a marzo 2023 abbiamo lanciato la prima edizione dei Luoghi di Tiepolo in Festa, dove tutti gli aderenti che ritengono, diciamo così, che sono nelle condizioni di poter offrire un evento, un'iniziativa in occasione del compleanno di Giambattista Tiepolo, organizzano appunto degli eventi, delle iniziative. Abbiamo deciso tra l'altro di rendere una cosa permanente, per cui anche quest'anno, fra pochi giorni, proporremo delle iniziative, quindi sarà un programma di eventi distribuito un po' in tutto il Veneto, e non solo in Veneto, anche a Udine ad esempio, piuttosto che a Würzburg. Ecco, questo mi dà un po' il là per spiegare dal punto di vista organizzativo, nel senso che la rete, l'ho già spiegato, ma non è un soggetto giuridico, ma dal punto di vista organizzativo non impone delle iniziative, ma
chiede agli aderenti, ai soggetti aderenti di aderire di volta in volta, insomma, alle progettualità che vengono proposte, quindi diciamo una sorta di modello federale, insomma, delle attività. A maggio 2023 abbiamo iniziato a proporre i primi itinerari di Tiepolo in bicicletta. C'era molta pioggia quel giorno lì, c'erano già però iscritti, c'erano 230 iscritti, non tutti quanti hanno partecipato vedete l'immagine sopra, insomma, delle condizioni atmosferiche che c'erano, però è stato un primo inizio, diciamo così, perché poi a giugno del 2023 2 iniziative, una prima, diciamo così, per pochi, ma abbiamo aperto l'itinerario da Mirano fino a Würzburg, quindi 2 salzanesi, che è un paese in provincia di Venezia vicino a Mirano, in bicicletta sono partiti da Milano, hanno affrontato in 5 giorni il percorso di circa, credo, 800 km per raggiungere Damian a Würzburg, che poi è stato gentilissimo e ha anche fatto una visita guidata. Pochi giorni dopo un gruppo della FIAB ha fatto invece il percorso inverso, non fino a Milano, però partendo da Würzburg fino a Fussen, seguendo la Romantikstraße. Perché Würzburg, fatalità, ha anche il punto di partenza della famosa ciclovia. Ecco, come vi anticipavo, è già prevista l'edizione 2024 di Luoghi di Tiepolo in Festa. Al momento hanno aderito Padova, Noventa Vicentina, Este, Massanzago, Vicenza, Milano, Mira, Stra, Udine e Würzburg. Ognuno di questi luoghi, diciamo così, sta proponendo delle diverse iniziative, quindi a breve ci sarà il programma. Veniamo all'ultima slide, che però è forse quella più importante, dove esplicitiamo quali sono i prossimi obiettivi, cioè dove vorremmo arrivare. Ed è sostanzialmente quello di candidarci a itinerario culturale del Consiglio d'Europa. Secondo noi ci sono tutte le premesse per fare questo passo, servono chiaramente dei passaggi e delle ulteriori, diciamo così, evoluzioni, diciamo, del nostro progetto. In particolare coinvolgere altri luoghi di Tiepolo, sia in Italia, ma soprattutto all'estero, il Palazzo Reale di Madrid o il Museo Jacques Mandré, o tutti e due sarebbe meglio, perché c'è un requisito che devono esserci presenti almeno 3 paesi europei per potersi candidare, quindi questo è un vincolo, diciamo così, proprio strutturale. L'altro è strutturare la rete in un soggetto giuridico che possa sostanzialmente parlare con le istituzioni. Io ringrazio la consigliera Scatto perché, diciamo, ha consentito, seguendo delle vie, diciamo così, abbastanza difficoltose, di far entrare la Regione Veneto in rete attraverso un protocollo che è stato firmato con il Circolo Acre di Milano, perché il Circolo Acre di Milano è un soggetto. La rete, di fatto, siamo tante persone volontari che si danno da fare per portare avanti questo progetto, ma appunto non è un soggetto giuridico. Quindi quello che chiederemo anche alla Regione è un supporto dal punto di vista organizzativo per trovare qual è la soluzione migliore per poter, diciamo, strutturarci, mantenendo però la flessibilità che abbiamo attualmente, perché riusciamo appunto a organizzare delle cose anche in modo molto veloce e anche in sintonia. Dovremmo preparare e predisporre un dossier, però qui mi sento con le spalle coperte perché abbiamo tantissime persone aderenti alla rete che possono dare il contributo per preparare un dossier di candidatura al Consiglio d'Europa. Già prima Damian ha dato degli spunti, credo, molto interessanti in questo senso. E poi chiaramente estendere ulteriormente la rete in Veneto. Ci sono ancora moltissimi luoghi, ce ne sono tantissimi veramente, e questo in ottica appunto di un turismo diffuso è un grandissimo vantaggio, e quindi estendere ulteriormente la rete in Veneto e arrivare in Lombardia. Non ci siamo ancora riusciti, però credo che adesso, insomma, forse qualcuno di più ci conoscerà e forse ci ascolterà, forse, vediamo. E chiaramente, sempre in ottica di estensione, coinvolgere altri importanti soggetti istituzionali come la Regione Friuli Venezia Giulia. Oggi abbiamo Vania Grasinic, che è la direttore dei musei civici di Udine, anche l'assessore alla cultura di Udine. Anche la Regione Lombardia sarebbe auspicabile, per poi arrivare anche a coinvolgere il Land della Baviera, e eventualmente poi vedremo con la Spagna se le cose andranno a buon fine. Ecco, io ho terminato, sono stato nei tempi, credo. Quindi ho concluso così. Credo, se ci sono delle domande, siamo qui anche gli altri amici aderenti, insomma, sono disponibili chiaramente a rispondere a eventuali domande. Grazie.
Grazie per questa magnifica esposizione. Rinnovo l'invito, se ci sono in sala persone che devono fare delle domande. No, non so se il sindaco di Milano vuole dirci 2 parole o anche no. Bene, allora io vi ringrazio nuovamente perché credo che veramente questa è un'avventura che è già iniziata, però adesso mi sento proprio di farne parte appieno e insomma di appartenere a una squadra che di strada ne deve fare tanta, a piedi, in bicicletta come abbiamo visto e soprattutto attraverso degli itinerari davvero belli e quindi conto che ci ritroveremo insomma quanto prima. Grazie a tutti.